insomma vorrei vedervi anche vicino, sono due, non sono due produttori qualsiasi, nella buona tradizione di Albavite abbiamo sempre avuto il piacere di avere il sostegno di produttori di grande eccellenza che hanno aperto il cuore e le braccia per sostenere questo lavoro, per cui io vi ringrazio per averli qui vicino e vi aspetto naturalmente con grandissimo sostegno per la stagione continua in Superman. Grazie ancora. Allora, io accetto con grandissimo piacere questo testimone perché, come ha già detto Marco in vari modi, la nostra associazione di corsione, di cultura del vino, in realtà dovremmo più spesso forse pensare a questo tipo di attività associata a questo tipo di situazioni, perché ricordo a tutti, ma lo ricordo spesso me stesso, noi siamo un'associazione, quindi il nostro primo obiettivo sarebbe quello di diffondere la cultura a 360 gradi e nell'occasione anche cercare di, se possibile, aiutare o comunque sostenere le situazioni che meno hanno fortuna di noi, se così possiamo dire. Ripartiamo l'anno prossimo da Verona e in realtà la prima edizione che è stata fatta, come ha accennato Marco all'inizio, è stata fatta a Verona, devo dire, grande iniziativa e impegno di Marco, quindi dal mio punto di vista anche per questo mi fa molto piacere ripartire da Verona. L'associazione dell'anno prossimo è ABEO, che è un'associazione molto importante che lavora nell'oncologia pediatrica, un'associazione che c'è da più di 15 anni e che ormai è diventata un punto di riferimento per tutto il Veneto, non solo per Verona, perché è all'interno, è come dire, un'associazione esecutiva all'interno del reparto di oncologia dell'ospedale di Borgo Trento, quindi poi ne parleremo nel corso dell'edizione in modo un po' più particolareggiato, ma è veramente un'associazione molto importante. Vorrei ricordare anche che noi riusciamo a fare queste cose grazie alla disponibilità delle aziende, quindi ringrazio anch'io personalmente l'azienda Zanovello perché altrimenti noi saremo solo una parte del gioco e il gioco non funzionerebbe. Ringrazio Celestino Gaspari e l'azienda Zimè per la disponibilità che ci ha accordato da subito e per averci dato la possibilità di affrontare con grande intensità e voglia la prossima edizione, che io ho molto a cuore perché in modo particolare si rivolge ai bambini e quindi insomma per alcuni aspetti può in un certo senso avere qualche, diciamo, toccare un po' di più. Per cui ecco, grazie alle aziende perché altrimenti senza di loro noi effettivamente non faremo assolutamente niente.